Buongiorno a tutti voi telespettatori di Antena 3, ben ritrovati con la prima edizione. Buon venerdì, è venerdì e quindi come sempre alle 13 c'è lo spazio dedicato alla sostenibilità e oggi parleremo di un tema importante come quello dell'acqua, l'oro blu, davvero insostituibile per tutti noi, dalla siccità al piano idrografico del Veneto, al rischio inondazioni. Insomma, parleremo dell'acqua, di questo delicatissimo elemento per noi fondamentale. A partire dalle 13 con Andrea Ferrazzi, un importante ospite. Prima però, come sempre, le notizie dal territorio. E il territorio ci porta a Treviso, nella Marca trevigiana, la cronaca con un'operazione dei carabinieri, pensate, gare di velocità notturne, folli, pericolosissime nella Marca. I carabinieri hanno denunciato, individuato due ventenni, uno di questi neopatentato. Sta seguendo questa vicenda Daniela Sizia, che vedo in collegamento con Simone Merlo e un ospite. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, l'ho detto tu, una gara davvero preoccupante, lo ricordiamo, la provincia di Treviso, maglia nera ormai da anni per incidenti stradali, per vittime della strada. Ricordiamo anche l'incidente di domenica scorsa con una fuoriuscita autonoma a San Pietro di Faletto, un ventenne che si trova ricoverato tuttora in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, e dobbiamo raccontarvi di questa vicenda accaduta ad Altivole, una gara fra due auto con tanto di starter. Io sono in compagnia del capitano Manlio Malaspina, comandante dei Carabinieri di Castelfranco. Intanto buongiorno capitano. Buongiorno. Una gara che poteva avere davvero conseguenze tragiche, perché una strada, ci diceva, fra l'altro trafficata. Sì, esattamente, questa gara che è stata pubblicata sui social, dove noi l'abbiamo trovata nel monitoraggio costante dei social che noi operiamo quotidianamente, è stata organizzata al termine di una serata conviviale in un bar di Altivole e si è sviluppata appunto su una strada principale dell'abitato di Altivole, impegnando addirittura entrambe le corsie di marcia, per cui una gara che si è svolta impegnando completamente la strada in un tratto peraltro in curva ad alta velocità. È evidente l'enorme rischio che hanno corso i due giovani alla guida di queste macchine e l'enorme rischio che hanno anche fatto correre agli eventuali altri utenti della strada, che solo per una fortunata circostanza non si sono materializzati nel momento della gara, ma che potevano tranquillamente impegnare la sede stradale mentre loro correvano. Ecco, fra l'altro una strada dove ci sono anche vari locali pubblici, quindi capite anche quanta gente c'era proprio nei pressi di questi locali. Tanti anche gli spettatori, si sentono anche negli audio trovati proprio sui social, tanta gente che quindi guardava. Lo starter non è ancora stato identificato, ma ci stanno lavorando, stanno indagando proprio i carabinieri, perché rischia lo stesso. Esattamente, ricordiamo che non solo chi corre durante queste gare rischia delle serie condanne penali, lo ricordiamo, da 6 mesi a 1 anno di reclusione e da 5 a 20.000 euro di multa più la confisca della macchina, ma gli stessi rischi li corre anche chi concorre all'organizzazione di queste gare, per cui chi le organizza, chi le dirige, e anche ovviamente lo starter, che in via di identificazione e presto verrà deferito anche lui. Ecco, fra l'altro, insomma, non serve dirlo, a folle velocità hanno anche fatto una curva, hanno dovuto frenare perché in quella strada c'è a un dosso, proprio per evitare che le auto corrano. Voi li avete identificati? Una volta trovati, che cosa vi hanno detto? Li abbiamo convocati in caserma e entrambi sono rimasti estremamente colpiti dalle conseguenze penali e amministrative del loro gesto, che forse avevano sottovalutato, e sono anche risultati consapevoli del grosso rischio che hanno corso e del rischio che hanno fatto correre agli altri utenti della strada, per cui hanno reagito con rammarico e dimostrando anche di sentirsi responsabili, e chiaramente pagheranno il dovuto conto con la giustizia penale sotto l'egida della Procura di Treviso e anche il conto amministrativo sotto l'egida della Prefettura di Treviso.
Come avete sentito prima, uno dei due è anche un neopatentato, quindi insomma situazione davvero difficile, davvero preoccupante. Un neopatentato che rischia non tanto di più, ma rischia lo stesso del 23enne, un 20enne e un 23enne sono i due automobilisti che hanno iniziato questa gara. Ovviamente le famiglie non erano contente. Assolutamente no, anche perché i veicoli sono comunque uno cointestato alla famiglia, un altro di proprietà della famiglia e essendoci appunto la possibilità della confisca del veicolo in caso di condanna, questo andrebbe nel caso a incidere in maniera molto importante sulle economie di famiglie e di lavoratori. Comandante, per chiudere, l'appello sempre è quello di non solo di non fare questo perché è illegale, contro la legge, contro il codice della strada, ma proprio di stare attenti, di stare attenti quando si è alla guida di un'auto. Chiaro, in questo caso forse il disvalore sociale supera addirittura quello penale. Ricordiamo che questo tipo di condotte mette in pericolo non soltanto chi si trova alla guida dei mezzi, ma soprattutto gli altri utenti della strada, pedoni, ciclisti e altre macchine che interessano la sede stradale, mentre chi è alla guida sta ponendo in essere delle condotte considerate. Quindi il monito è a rispettare gli altri e a rispettare le norme del codice della strada. Insomma Nicola, questa è la vicenda, fortunatamente è andata bene perché non ci sono stati incidenti, non sono stati coinvolti altri automobilisti, hanno rischiato davvero tanto, adesso rischiano sia penalmente sia a livello amministrativo. Tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia, grazie davvero. Allora noi adesso andiamo sempre con la cronaca, cambiamo argomento, Altavilla Vicentina, un enorme incendio che ha devastato un'azienda e ci sono stati anche degli scoppi, delle esplosioni, insomma una nottata di paura. Sharon Di Carlo, buongiorno Sharon. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Fiamme altissime, più di 20 metri hanno avvolto questa notte appunto l'azienda MG Detergenti qui ad Altavilla Vicentina, ma noi vi raccontiamo tutto con un testimone oculare. Sono con Enrico Trentin, residente della zona. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti che cosa ha visto questa notte? Stanotte ho sentito, prima di vedere ho sentito i vigili del fuoco che a sirene spiegate arrivavano. Non mi sono preoccupato perché purtroppo capita spesso. A un certo punto però ho cominciato a sentire odore di bruciato e ora sono uscito a vedere. Un odore acre, mi raccontava. Un odore acre proprio di plastica bruciata, di conseguenza materie plastiche. Ho pensato a uno di tanti piccoli incendi che capitano. Perché vi ricordo che questa azienda imbottiglia detergenti. Sì, anche quello fa, imbottiglia anche detergenti, ma dopo non so se è l'unica cosa che fanno. Comunque, allora sono uscito e ho visto queste fiamme altissime e anche degli scoppi, ho sentito, e tanto fumo. All'inizio era il fumo bianco, poi è arrivato fumo nero. A quel punto sono rientrato, ho chiuso tutto e... Mi raccontava di fiamme alte più di 20 metri, fiamme viola. Sì, prima all'inizio erano rosse normalmente, poi è cominciato a diventare viola, addirittura blu, insomma varie tonalità. A questo punto ho capito che c'era qualcosa che bruciava, non solo la plastica, c'era qualcos'altro e l'odore idem, era fortissimo. Nicola, un lavoro incessante dei vigili del fuoco, sono arrivati da tutta la provincia vicentina più di 37 gli operatori e noi siamo arrivati poco fa con Andrea Benetti alla telecamera e stavano ancora arrivando e lo vedete proprio la nube di fumo che adesso a seconda del vento sta girando, c'è ancora una grande nube di fumo. Io torno da lei Enrico, avete chiuso le finestre per paura di un rischio chimico nell'aria? Sì, abbiamo chiuso subito, chiuso tutto quanto, con l'esperienza precedente di 5 anni fa di Brandole. C'era stato un grande incendio anche a Brandole. Grande incendio, ho detto qui chiudo tutto e se c'è qualcosa che deve capitare, capiterà, ma tutto lì. Mi raccontava di esplosioni forti come bombe. Ne ho sentiti un paio di abbastanza forti, penso che siccome ci sono anche dei barattoli dentro, barattoli, fusti, quelli che mettono... Chimici? Sì, esatto. Siano esplosi quelli a questo punto, perché i silos ce ne sono 4 o 5, io spero che non siano partiti, chiaramente non si può avvicinare. E non avete ricevuto informazioni da nessuno fino a questo momento? Abbiamo ricevuto un'informazione dal comune questa mattina, che stanotte chiaramente non c'era nessuno che era preposto a controllare, però... Anche perché ricordiamo che il comune è commissariato. Sì, purtroppo abbiamo anche questa situazione, comunque... No, abbiamo fatto un forte tam-tam su Facebook e tramite Facebook siamo riusciti a capire un po' di più.
ci siamo mandate delle foto e tutto lì. La ringrazio Enrico Trentin, da Altavilla Vicentina è tutto, vi restituisco la linea Nicola. Grazie a Sharon Di Carlo. C'è un altro incendio preoccupante che ha riguardato invece Sappada, in provincia di Udine, una casa per le vacanze è andata completamente distrutta nella notte. Allora ci colleghiamo con, sono immagini davvero impressionanti che adesso vedremo fra poco, ci colleghiamo con Omar Costantini della redazione di TV12. Buongiorno Omar, eccoci qua, sei davanti immagino al luogo dell'incendio. Sì, buongiorno. Sì, grazie per la linea. Proprio siamo qui a Sappada nel luogo dell'incendio che si è sviluppato poco prima della mezzanotte e mezza, che ha tenuto impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte dai distaccamenti qui dalla zona, ma anche da Udine con l'ausilio dell'autoscala. Come possiamo vedere, avete già dato delle anticipazioni dei video che ci sono giunti in redazione. Questa è la situazione al momento. Chiaramente si tratta di una casa vacanze, per fortuna al momento dell'incendio non vi era nessuno all'interno, però i danni a noi sono chiari e trasparenti, nel senso che la casa è inagibile. Ora i vigili del fuoco stanno operando per le operazioni, come si dice, di bonifica e messa in sicurezza, dopodiché i proprietari, insomma sono 4 i proprietari, potranno rientrare e cercare di recuperare quello che è recuperabile, perché insomma le fiamme, come abbiamo detto, hanno divorato interamente l'abitazione. Per fortuna l'incendio non si è sviluppato nelle diciamo case vicine, e questo già è una cosa importante. Da sottolineare, da dire che c'è stata anche la solidarietà immediata da parte delle persone che abitano non solo qui nella borgata di Mulblac, ma anche dell'intera Sappada, insomma, che si è portata vicina moralmente ma anche materialmente alle persone che sono tra parentesi vittime di questo incendio, aiutandole. Insomma, la classica solidarietà che viene applicata dalla gente di montagna, non solo a parole ma con i fatti. Questa è la situazione, ripetiamo, alle mezzanotte e 30, circa 12 ore fa si è sviluppato questo incendio, al lavoro i vigili del fuoco, ora si inizia l'operazione di bonifica e messa in sicurezza. Probabilmente la causa è dovuta a un cortocircuito che ha messo in piedi tutto il discorso. Per il momento è tutto, se non hai domande ti ripasso la linea. Grazie mille Omar, buon lavoro nella nostra redazione di TV12 da Sappada. Allora noi continuiamo con la cronaca, ci sono ancora diversi collegamenti, ma c'è anche la vicenda delle auto bruciate, l'atto intimidatorio nei confronti del capo tecnico del settore urbanistica del comune di Vigonza. L'abbiamo raccontato ieri, ovviamente ha aperto un fascicolo di indagine in procura. La Procura di Padova e i Carabinieri di Pionca di Vigonza indagano per incendio doloso dopo il rogo che ha distrutto le auto del capo ufficio tecnico del comune, Enzo Ferrara. Non è la prima volta che il dirigente viene preso di mira da atti intimidatori. Il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ieri mattina, uscendo dalla Procura dove ha presentato un esposto, ha confermato che nei mesi scorsi Ferrara era già stato minacciato e aggredito verbalmente per una pratica che aveva seguito nell'ambito del suo lavoro come capo del settore urbanistica del comune di Vigonza, ovvero l'esecuzione di una sentenza in merito ad un abuso edilizio. Dunque c'è già una pista e i carabinieri stanno cercando di capire se ci siano collegamenti. Purtroppo in via Rigato, dove abita il geometra e dove sono state date alle fiamme le auto, non ci sono telecamere di sorveglianza. L'incendio è divampato intorno alle 3 di notte del 1° maggio. Prima un forte rumore, udito anche dal suocero di Ferrara, poi l'odore acre del fumo. L'area del giardino dell'abitazione e le carcasse delle auto sono state poste sotto sequestro. A Vigonza un mese fa, nella notte tra il 22 e il 23 marzo, c'era stato un altro rogo molto sospetto nel parcheggio della zona industriale, dove erano bruciati alcuni furgoni di una ditta. 2 vicende non collegate, ma di sicuro non è un bel segnale per il comune della cintura urbana. E poi i vandali, l'abbiamo raccontato ieri, i vandali a Villa Ceresa, poco distante via della Giustizia a Mestre, un luogo purtroppo una zona diciamo già nell'occhio del ciclone. E allora vediamo il servizio di Ilaria Marchiori.
2 atti vandalici in 2 giorni, ad essere presa di mira Villa Ceresa, e ci troviamo ancora una volta a pochi passi da Via della Giustizia. Il primo nella notte tra domenica e lunedì, quando i vandali armati di bombolette e spray hanno imbrattato le pareti. Il secondo la notte seguente, per portare via alcuni estintori usati poi come arieti per infrangere 2 pensiline delle fermate a CTV lungo Via Miranese, la serranda di un negozio e diversi contenitori per la spazzatura. Immediato l'intervento della polizia locale per chiudere l'accesso in attesa di trovare una soluzione definitiva per la villa, un tempo sede di eventi e dell'assessorato alla mobilità, ma ora lasciata all'abbandono. Questo parco di Villa Ceresa è un parco meraviglioso, curato nei minimi particolari, e dirò di più, di recente sono stati sostituiti tutti i punti luce, circa sono 24, che hanno migliorato la visibilità, e quindi l'aspetto di sera sulla deterrenza viene meno. È certo che questa situazione va, controllata minuziosamente. La polizia locale sta facendo un lavoro importantissimo, quindi l'asse di Via Giustizia è controllato sistematicamente. La villa è entrata nel 2018 nel piano di vendita di IVE, la società immobiliare del comune, ma ad oggi ancora non è arrivata una proposta considerata valida. Il presidente della municipalità di Mestre, Pasqualetto, aveva pensato a una mensa per i poveri, ma Tagliapietra commenta: la villa è tutelata dalla soprintendenza, quindi l'organo che sovrasta ovviamente questo edificio e che deve avere il controllo da parte di una potenziale vendita è sicuramente la soprintendenza. Quindi noi ci sono delle valutazioni, c'è un momento di dialogo, stiamo a vedere. Io ricordo molto bene quando qui a Villa Ceresa c'era la festa dei fiori, quindi riportare per questa comunità un momento importante, ma non solo questo momento importante, anche altri momenti per farla rivivere. Ancora in area di Marchiori, ancora dal veneziano, ma stavolta siamo a Fossò. C'è una polemica che riguarda una sfilata di moda e motori in un luogo che tutti ricordano, il luogo dove è morta, è stata uccisa Giulia Cecchettin. Siamo a Fossò. Ilaria Marchiori, buongiorno. Buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio nel piazzale di Fossò, dove molti di voi lo ricorderete, si concentrarono ad un certo punto le ricerche. Qui c'erano tantissimi mezzi dei vigili del fuoco, della polizia, dei carabinieri con i cani per cercare delle tracce ulteriori che potessero essere utili alle indagini. E poco distante da qui c'è proprio la quinta strada, quella dove Giulia fu accoltellata da Filippo Turetta. Ebbene, in sintesi, che cos'è accaduto? Domenica 28 aprile si è svolta qui una manifestazione, una sfilata con Miss e anche delle moto, una doppia sfilata, una sfilata che era stata organizzata già da tempo, però il gruppo di minoranza in Consiglio Comunale, Generazione Attiva Baldan Sindaco, ha scatenato una bufera dicendo che in un luogo del genere non si sarebbe mai dovuta svolgere una manifestazione così in segno di rispetto. Qui insieme a noi ci sono sia il sindaco che il vice sindaco, che ora replicheranno e chiariranno anche quanto accaduto. Allora, il sindaco Alberto Barato, benvenuto, grazie di averci raggiunto, perché l'ha fatto proprio all'ultimo minuto visto che era in giunta. Allora sindaco, sappiamo innanzitutto che lei non era qui perché si trovava a Venezia, lo sappiamo, per la visita del Papa, però lei innanzitutto come risponde alle accuse che sono state mosse alla giunta comunale? Sì, purtroppo non ho avuto il piacere di vedere la sfilata perché appunto ero a Venezia, ma ritengo che questa sia una stucchevole prova da parte della minoranza che ha tentato di strumentalizzare una manifestazione che era già stata preannunciata da circa un mese con del volantinaggio. Hanno aspettato le 7 di sera alla fine della manifestazione per appunto criticare queste iniziative. Non ritengo che sia da strumentalizzare un dramma che il comune di Fossò, la nostra comunità, ha vissuto in modo così
difficile, forte e ci ha commosso e ci ha coinvolto tutti quanti, insomma, su questa questione. Ecco, di strumentalizzazione si sta parlando per un motivo anche specifico, come ci spiega proprio il vice sindaco Susanna Calore, che è anche assessore agli eventi culturali nonché ai servizi sociali, perché voi avete organizzato questa manifestazione però con uno scopo preciso e anche con gli organizzatori, e voi avete proprio gestito la cosa sapendo quello che sarebbe poi potuto accadere. Per quale motivo? Allora, diciamo che quello che non si è proprio voluto fare è strumentalizzare questa vicenda che ha scosso tutti, ed era proprio questa la volontà di non usare questa tremenda tragedia, perché era una giornata dedicata ai motori, c'era anche questo concorso e quindi la volontà era proprio quella di non strumentalizzare Giulia. Questo è fondamentale. C'è da dire anche, e lo preciso, che alla mattina, quando ci siamo incontrati con gli organizzatori, fra di noi abbiamo avuto un momento di raccoglimento ricordando questo fatto, che non è stato proprio voluto farlo platealmente, e poi nel pomeriggio, prima dell'inizio del concorso, il responsabile di Miss Riviera del Brenta ha ricordato alle ragazze come ci si deve comportare proprio per il posto in cui stiamo facendo questa manifestazione. Sottolineo anche che Miss Riviera del Brenta durante l'anno fa tutta una serie di attività proprio contro la violenza sulle donne, quindi io mi sento proprio di respingere al mittente, che è un mittente politico, questa accusa, perché mai e poi mai noi ci penseremo, insomma, di mancare di rispetto a una nostra concittadina che purtroppo non c'è più, ci mancherebbe. Quindi insomma la volontà era proprio quella di non strumentalizzare questa cosa. L'hanno strumentalizzata loro, poi mi permetto anche di dire che non c'è nessuna bufera, perché noi con i cittadini parliamo e tutti, io non ho trovato nessuno che mi abbia detto che questa cosa è stata vista in questo modo, anzi dico di più, si voleva celebrare la vita e la speranza e non assolutamente strumentalizzare quello che è successo. Ecco, ringrazio anche il vice sindaco Calore, appunto anch'io volevo evidenziare che gli organizzatori si occupano proprio di organizzare iniziative in tal senso, proprio contro la violenza sulle donne, quindi anche questo da evidenziare. Ringrazio il sindaco e il vice sindaco, qui da Fossore restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Ovviamente la storia è delicatissima, quella di Giulia Cecchettin, e chiaramente si presta anche a questo tipo di polemiche inevitabilmente. Torneremo alla cronaca fra pochissimo, prima però c'è un'importante notizia dal punto di vista delle opere, perché da oggi è ufficialmente completata la superstrada pedemontana veneta. È stato infatti inaugurato questa mattina l'interconnessione con la A4 Brescia-Padova. Sul posto per noi ci sono Daniele Garbine e Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, proprio pochi minuti fa è proprio avvenuto ufficialmente il taglio del nastro con il presidente Luca Zaia e le massime autorità regionali, provinciali e locali proprio per celebrare questo evento. Il presidente ha assicurato che questo è l'ultimo taglio del nastro di quelli che sono stati gli step che ci hanno portati via via a concludere con questa l'opera. Come dicevi giustamente, c'è il sindaco di Brendola, il comune qua vicino, che è quello che con Montecchio ha risentito di più del traffico, che ricordiamo gli ultimi 1200 metri completati creavano grossi problemi, perché uscivano i tir, i camion pesanti del trasporto per immettersi nuovamente in autostrada, e questo significava congestione, insomma un grande calvario. Sindaco. Sì, diciamo che noi da circa 40 anni che subiamo questi calvari. Quando è stato aperta la pedemontana dal casello di Montecchio Sud a quello della A4 le difficoltà sono aumentate. I nostri cittadini hanno portato tanta pazienza
Vicenza, e finalmente oggi qui siamo proprio in questa sede che è proprio il comune di Brendola, qui siamo in territorio di Brendola, c'è avvenuta l'interconnessione tra A4 e Pedemontana, che per noi è veramente un qualcosa di importante, uno per il traffico che decongestiona, che sarà poi decongestionato ulteriormente quando ci sarà lo spostamento del casello, due perché sarà appunto un incentivo alle zone industriali che abbiamo in questa area. Qui abbiamo zone e aziende che sono leader mondiali nel loro settore, che grazie a questa interconnessione riusciranno ad agevolare i loro trasporti, a intasare meno le strade presenti, le strade comunali e provinciali, e quindi avremo anche una riduzione dei tempi di trasporto e quindi una maggiore competitività delle nostre aziende. E l'Ovest vicentino ricorda a tutti che fa l'1% del PIL nazionale, quindi qua è una zona ricca e che aveva necessità finalmente, dopo anni, delle giuste infrastrutture per valorizzarle in maniera veramente importante. Ecco, allora onor del vero diciamo anche che è ancora da completare, ma lei è proprio in via addirittura d'arrivo, il casello proprio che è alle nostre spalle. In questo momento il collega Simone Squarcino lo sta inquadrando. Ecco, sarà aperto entro giugno, è stato assicurato, e con lui anche i parcheggi accessori, la viabilità, che anche quella è importante per riuscire a snellire tutto il traffico che insiste qui intorno. Ecco, questo importante è che da quando partirà la prima auto finalmente potrà passare il traffico proprio privato. Allora, da domani praticamente questa viabilità sarà attiva, poi la svolta definitiva, appunto come si diceva prima, è quando verrà spostato il casello, che è sempre in territorio di Brendola, e anche lì sicuramente questo darà la svolta finale. Tenete presente che da Brendola ad Alte, che sono 3 chilometri, nelle ore di punta del mattino e della sera ci impieghiamo anche qualche volta mezz'ora, e questo sicuramente dava problemi di inquinamento, dava problemi di nervosismo per gli automobilisti e per le famiglie che si spostano, per gli operai, per i dipendenti, ma soprattutto anche per gli imprenditori che si trovano ad avere costi improponibili solo per restare incolonnati in un traffico che era congestionato. Quindi lo spostamento del casello e questa infrastruttura finalmente faranno per noi, sarà un tirare il fiato dopo 40 anni di continui traffico veramente impossibile da vivere. Ecco Nicola, per concludere, sono stati anche ricordati gli importi spesi, oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro, 140 le ditte che sono stati coinvolti, ricordiamo l'inizio dei lavori nel 2011, insomma è stato importante, è stato anche ricordato quella parte insomma sensibile che sono ancora le tariffe per chi percorre la strada, che rispetto alla A4 che è stata ammortizzata nel tempo, qui invece il break-even, il punto di incontro tra spesa e investimenti e rientro è tra 9 anni. Ecco, questo comunque è una questione all'ordine del giorno, anche le tariffe, vero? Ma sicuramente, da come abbiamo sentito, ci sarà la possibilità nel corso dei prossimi anni di rivedere queste tariffe. Io me lo auguro, perché giustamente diciamo che oggi l'infrastruttura è nuova, quindi deve essere ammortizzata molto probabilmente in breve tempo. Poi ci sarà possibilità, secondo me, di valutare, spero che la Regione insomma valuti queste cose qua, anche perché il fatto di magari abbassare leggermente quelle che sono le tariffe proprio darà la possibilità di aumentare i flussi, e quindi secondo me il bilancio da avere sarà agevolato. Comunque ecco, il fatto stesso che la Pedemontana sia interconnessa sicuramente porterà un 20-30% in più di traffico che quindi verrà tolto dalle nostre strade. Ecco, allora con questa data storica, lo ricordiamo, conclusa questa opera veramente importante, strategica per il Veneto. Io ringrazio il sindaco, buon lavoro. Grazie a voi. Ecco, restituisco la linea allo studio, Nicola. Grazie a Daniele Garbini, Simone Squarcini, il sindaco di Brendola. Torniamo alla cronaca e ci spostiamo a Padova. C'è un intero quartiere, una zona del quartiere di Mortise che è ostaggio in balia di una baby gang. Ce lo racconta Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, io mi trovo all'interno di questo complesso di condomini di via Maroncelli, una via che collega la zona Stang con il quartiere Mortise. Da tempo i residenti sono ostaggio di una baby gang, adesso ci racconteranno cosa accade, ma per loro questa è ormai una situazione fonte di grande stress, perché non riescono più a vivere serenamente all'interno delle loro abitazioni. Qui con me ci sono alcuni residenti, adesso sentiremo le loro voci. Cosa accade? Perché insomma oltre agli schiamazzi, ai rumori, ci sono anche minacce pesanti. Sì, sono minacce, perché non accettano che una persona li riprenda e gli dica per favore smettetele, fate più piano. Io ho avuto mio marito ammalato, ho chiesto per favore smettetele, sono appena uscito dall'ospedale, posso dire la parolaccia?
comincia con la T, quindi voglio dire non possiamo dire niente, noi siamo ostaggio e ci sentiamo senza andare oltre, perché le situazioni sono state di tutti i colori. Immaginate il peggio è successo qua, ecco. A ottobre scorso, una sera verso le 7:30, 8, sono venute 4 moto con ragazzi proprietari che fanno parte sempre di quel gruppo e hanno fatto mezz'ora di schiamazzo qua. Abbiamo dovuto chiudere le finestre. Ho chiamato immediatamente la questura, ho detto: sentite, sono venuta sul terrazzo, dico: sentite sto rumore? No, sì, no, ecco, ok, senza pensare che poi la puzza del carburante che ti viene in casa, perché comunque schiamazzi sono stati terribili. Ho chiamato: per favore mandate una pattuglia, venite. Sì, sappiamo, conosciamo, capisco. Se li riprendete poi cosa avviene? Lei è capitato anche il lancio di uova? Sì, infatti lancio di uova. Io ho provato un giorno per scherzo più che altro a riprendere qualcuno. Bello è che hanno paura di essere ripresi, non vogliono, si nascondono, però poi ti minacciano. E poi anche danneggiamenti? Assolutamente, hanno danneggiato le nostre cassette della posta, il che io personalmente ho detto che se dovesse mancarmi della posta, bollette, robe varie, parte una denuncia che non finisce più, perché alla fine poi sti ragazzi si conoscono più o meno chi sono, da dove vengono, ecco. Noi cerchiamo di essere pazienti, però sa com'è, la pazienza ha sempre un limite e basta, siamo stanchi perché ogni giorno noi ci aspettiamo qualcosa di nuovo, non sappiamo cosa ci accadrà e quindi questa è la situazione. Ecco, una situazione davvero difficile. Voi avete fatto anche più esposti? Sì, tanti. Parecchi, e alla fine è sempre la solita minestra da parte loro, perché non riescono a capire che le persone che sono qua sono persone che lavorano, perché qua, a parte i pensionati, non è che andiamo in giro a guardare come lavorano gli altri, qua c'è gente ammalata, quindi devono capire i loro cittadini chi sono, cosa fanno. Perché lei ha detto mi hanno mandato a volte delle pattuglie della polizia, è servito a qualcosa? Sì, qualcuno sì, ripeto, c'è stato una sola volta il prefetto che appena si era insediato ha mandato 2 pattuglie, va bene, a controllare e a sapere com'era la situazione. È durato solo 5 minuti perché ragazzi che andavano per altri servizi passavano di qua e sono venuti su in casa e hanno capito che qua la situazione non è così piacevole. Lei addirittura mi diceva sta con le finestre chiuse. Logico, se abito là sopra, tutto il casino dove va? Viene alto? Io devo stare chiuso. Ecco, qui con noi c'è anche Alain Luciani, ex consigliere comunale, che aveva seguito da tempo la situazione. Cosa si può fare qui per risolvere, insomma, rendere anche più serena la vita di queste persone? Ma in realtà qui c'è un problema che è legato anche allo spazio, alla microcriminalità, quindi bisogna che gli enti preposti intervengano. Qui le proprietà sono di ATRA del comune di Padova e devono inibire l'utilizzo di questa area qui al pubblico. Oggi questa area qui è fruibile da chiunque, io ritengo invece che sia assolutamente sbagliato. C'è una vecchia convenzione che consente, che dà l'utilizzo di questa area anche a uso pubblico, invece va assolutamente chiusa e inibita l'uso di chi viene da fuori, perché la gran parte della problematica è di gente che viene da fuori, che viene qui e che ha preso questa zona qui come un'area franca per fare assolutamente ciò che vuole. Ecco, tra le altre cose, mentre stiamo facendo adesso in questo momento le interviste, ci stanno alcuni di loro guardando. Ovviamente la situazione è tutta sotto controllo, ma molti residenti hanno anche paura ad esporsi, proprio perché le minacce sono
sempre più pesanti e aggressive. Noi torneremo comunque a raccontarvi questa vicenda perché è giusto dar voce a questi residenti che giustamente vogliono vivere sereni all'interno delle loro abitazioni. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin, Federico Cibotto e i tuoi ospiti. Restiamo a Padova prima di andare in pubblicità. Il servizio con la polizia a casa di 5 attivisti padovani di ultima generazione, sequestra telefoni e PC. C'è stato un presidio di protesta davanti alla questura questa mattina. Sequestrati cellulari e PC di 5 attivisti padovani di ultima generazione. Questa mattina la polizia a casa di 5 ragazzi che lo scorso 12 aprile erano stati fermati prima che entrassero con dei gessetti e degli striscioni a Palazzo Zabarella, dove è in corso la mostra da Monea Matisse, come racconta Silvia, attivista che insieme ad altri giovani questa mattina ha preso parte a un presidio davanti alla questura. Questa mattina siamo qua davanti alla questura perché in maniera totalmente inaspettata e inattesa 5 persone di ultima generazione si sono svegliate alle 7 con la polizia che bussava alla porta chiedendo di entrare, facendo perquisizioni, e hanno requisito telefoni, cellulari e dei gessetti, i gessetti che erano stati usati per tentare l'azione del 12. E nulla, le stiamo aspettando qua fuori dalle 8:30 di questa mattina e non sappiamo ancora assolutamente nulla di come mai le stiano tenendo dentro. Rimaniamo qua in attesa. Nel frattempo rilanciamo l'occasione di vederci di questa sera alle 18 davanti al Bo per fare un'assemblea popolare. I 5 attivisti a cui sono stati sequestrati telefoni e PC su richiesta della procura, secondo quanto riferito dal gruppo ambientalista, sono una 17enne che già aveva preso parte alle azioni durante le messe di Natale e Pasqua, 2 dottorandi, una psicologa e una neolaureata. Per questa sera è stata indetta un'assemblea pubblica alle 18 davanti a Palazzo Bo, sede centrale dell'università. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi ancora molta cronaca, poi vi ricordo alle 13 lo spazio dedicato alla sostenibilità, parleremo di acqua. Adesso pubblicità e poi di nuovo la cronaca. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, ripartiamo dalla cronaca, ripartiamo dall'omicidio di Villafranca Padovana. Michael Boschetto dovrebbe essere morto per dissanguamento provocato dal fendente al torace. Sono i primi elementi che emergono dall'autopsia sul corpo del 31enne ucciso sabato 27 aprile da Giacomo Frisio, il suo vicino di casa che è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario. L'autopsia dovrà chiarire molti altri aspetti del delitto che ha scosso la comunità di Villafranca. Intanto se Boschetto è stato trascinato per una ventina di metri dal suo assassino oppure se si è trascinato lui nel disperato tentativo di allertare i soccorsi. Frisio nell'interrogatorio di garanzia ha detto che prima del delitto c'era stata una colluttazione dove lui stesso è rimasto ferito rimediando una frattura della mandibola. E poi il delitto a Conegliano di Margherita Ceschin, 1 milione di euro e case a Santo Domingo, sarebbe questa la ricompensa promessa dalla mandante, l'ex marito della donna, ai sicari ingaggiati per ucciderla. Un compenso da capogiro per i sicari che hanno ucciso Margherita Ceschin quella terribile sera del 23 giugno scorso nella sua abitazione a Conegliano, tramortita con un colpo alla testa e poi soffocata. Per i killer la promessa di 1 milione di euro e diverse case a Santo Domingo. È quanto emerge dall'avviso di chiusura indagini della Procura di Treviso, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 3 dei 6 responsabili dell'orribile fatto di sangue. Il mandante del delitto, l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, 79 anni, di Ponte di Piave, ora in casa di riposo per motivi di salute, e i domenicani Sergio Antonio Luciano Lorenzo, 39 anni, considerato uno degli autori materiali dell'omicidio, e Joan Maria Beltre Guzman, 42 anni, l'intermediario. Chiesta l'archiviazione per la compagna di Lorenzon, la domenicana Dilesi Guzman Lorenzo, che potrebbe essere chiamata come testimone dagli inquirenti durante il processo. Stralciate le posizioni di altri 3 indagati: José Luis Matteo Garcia, il secondo esecutore materiale del delitto, arrestato in Spagna lo scorso gennaio ed ora in carcere a Belluno, e Joel Luciano Lorenzo, fratello di Sergio Antonio, fuggito forse a Santo Domingo, che la sera del delitto ha fatto da palo, e la fidanzata di Joel, Candy Maria Rodriguez, indagata in concorso in omicidio a piede libero. Lei, ultimo nome entrato in questa inchiesta, sarebbe la persona che avrebbe prelevato José Luis Matteo Garcia alla stazione ferroviaria di Mestre 2 giorni prima del fatto e che si sarebbe fatta carico di distribuire
distribuire i piccoli anticipi di denaro, circa 900 euro, ai due assassini. Prove solide, secondo la procura, che incastrerebbero gli indagati, fra queste le intercettazioni telefoniche avvenute dopo il delitto fra i domenicani e Lorenzon con frasi compromettenti, e poi il biglietto che uno dei killer ha consegnato al compagno di cella per darlo a Lorenzon. Io ti sono fedele, c'era scritto, e poi la richiesta di pagargli la parcella dell'avvocato difensore, e poi quelle parole che suonano come una confessione: mio fratello ha fatto da palo. A scatenare l'odio di Enzo Lorenzone nei confronti dell'ex moglie il mantenimento che l'uomo doveva alla donna, 10.000 euro al mese. Ora si attende l'udienza del Tribunale del riesame. Da un femminicidio a un tentato femminicidio, litiga con la compagna e la ferisce con un coltello. La donna riesce a salvarsi fuggendo in strada e chiedendo aiuto ai passanti. È successo nel Padovano. Ancora un caso di violenza contro una donna. Ha chiesto aiuto ai passanti una 46enne che era stata vittima della violenza del marito, un cittadino cubano di 40 anni. È successo martedì sera ad Abano Terme, nel Padovano, dove sono intervenuti i carabinieri per soccorrere una donna che era stata colpita in testa e alle braccia con un coltello da cucina con una lama di 25 centimetri. La lite tra la coppia era scoppiata in casa per futili motivi. La vittima è riuscita a scappare in strada, dove è stata soccorsa dal personale del 118 e portata poi in pronto soccorso, dove è stata giudicata guaribile in 20 giorni, mentre gli uomini dell'arma entravano nell'appartamento e riuscivano a fermare l'aggressore. L'uomo è stato trattenuto in camera di sicurezza al comando compagnia carabinieri di Abano Terme in attesa del processo per direttissima, mentre il coltello usato per commettere il reato è stato sequestrato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Sono tutti trevigiani i rapinatori che a Sacile hanno aggredito una 52enne in bici sferrandole 2 pugni in pieno volto per rubarle la borsa. Sono stati identificati 3 rapinatori che il 27 ottobre 2023 a Sacile hanno aggredito e picchiato una badante ucraina di 52 anni per portarle via la borsa. A finire nei guai un 35enne di Gaiarina agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico alla guida dell'auto, un 53enne di Fara di Soligo con precedenti di polizia per reati simili, considerato l'autore materiale della tentata rapina e delle lesioni, arrestato e portato nel carcere di Treviso, ed infine un 50enne di Vittorio Veneto che sedeva sui sedili posteriori della vettura, deferito in stato di libertà. I carabinieri dell'aliquota operativa di Sacile sono arrivati a loro grazie alle testimonianze di persone che hanno assistito all'episodio e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che hanno ripreso l'auto, una Seat Ibiza blu, con la quale la banda ha raggiunto Sacile. I malviventi a bordo della macchina quel giorno hanno girato a lungo alla ricerca delle vittime. La prima donna ad essere addocchiata è stata una giovane in sella alla bici che, per sua fortuna, ha svoltato in viale Lacchin nelle vicinanze del comando dei carabinieri. La banda ha quindi desistito ed ha proseguito. Arrivata nei pressi del sottopasso ferroviario, ha notato la badante 52enne che camminava tenendo la bici a mano. Uno dei malviventi è sceso dalla macchina con un cappellino in testa per non essere identificato e ha colto di sorpresa la donna. Dopo averla colpita 2 volte al volto facendole cadere gli occhiali, ha tentato di portarle via la borsa, ma lei ha resistito. Il rapinatore è quindi risalito in auto fuggendo. Tutti e 3 ora sono indagati per concorso in tentata rapina e concorso in lesioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto con travisamento. Ancora dalla Marca trevigiana, lo leggiamo dal sito della Tribuna: insulti social all'arbitra, 10 giornate di stop al baby calciatore. 15enne di Vazzola scrive messaggi sessisti sul profilo Instagram della direttrice di gioco, stangato dal giudice sportivo, 10 giornate di stop, le scuse della società, ci dissociamo da quanto accaduto. Aperta un'inchiesta da parte della Procura di Pordenone sulla morte a Fiume Veneto del 68enne di Fontanelle Ivo Bellotto, la tragedia sul lavoro che era avvenuta alla vigilia del 1° maggio. Una esclusione.
Dal concertone del 1° maggio a Roma alla manifestazione unitaria dei sindacati a Monfalcone, la morte sul lavoro di Ivo Bellotto, il 68enne di Fontanelle, vittima di un tragico incidente a Fiume Veneto, è stata richiamata a più riprese durante la festa dei lavoratori per citare la grande piaga degli infortuni. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un fascicolo sul caso, iscrivendo nel registro degli indagati il titolare dell'azienda per cui Bellotto lavorava attualmente, la BM Costruzioni di Fontanellette. L'obiettivo è quello di andare a fondo sull'incidente occorsogli nel cantiere esterno di un allevamento di animali da cortile in via Kennedy, in cui l'uomo sarebbe stato colpito e scaraventato a terra dal braccio della stessa gru che stava manovrando. In paese era molto conosciuto il dolore. In via Roma, a Lutrano, dove il 68enne abitava accanto al fratello Vittorino, è palpabile. Lascia la moglie e i 2 figli e una nipotina di appena 10 mesi. L'ex sindaco di Fontanelle, Ezio Dan, lo conosceva bene. Il suo lavoro era veramente attento a tutto quello che faceva, perché io l'ho visto lavorare, l'ho visto e non vedo questo momento particolare di dire ma la distrazione potrebbe essere questo, non so, gli inquirenti faranno le loro valutazioni. Io lo vedo un uomo maturo per l'età che aveva, ma soprattutto anche per tanta voglia che aveva ancora di continuare a lavorare e essere presente. A lungo trasportatore, poi alla guida di una cooperativa, infine il lavoro alla ditta di costruzioni. Uno che quando era stanco si fermava, riposava, uno che non ha mai esagerato nel proprio lavoro. Era impensabile, io quando ho ricevuto la notizia ero in macchina, ho dovuto anche fermarmi per dire Ivo no, non è questo, non è da capire cosa è successo, ma lui non ha mai esagerato perché sapeva le responsabilità che aveva, sapeva che era molto attento. L'ex sindaco Dan è della stessa classe di Bellotto. È un momento particolare che la classe 1955-56 lo ricordano con molto sgomento, perché queste cose qua non dovrebbero succedere. Purtroppo è successo, ma a chi è esperto e chi sapeva cosa che stava facendo. Sempre dalla Marca, l'ultimo saluto ad Elena Agostoni, l'impiegata comunale di Vedelago, morta tragicamente dopo essere precipitata per diversi metri nel bosco delle Penne Mozze domenica scorsa. È il pianto rotto di Chiara, una delle figlie, sorretta nell'avanzare dalla zia ad accompagnare Elena Agostoni nell'ultimo viaggio, l'ingresso della bara bianca ricoperta di fiori coloratissimi nella chiesa di Cosignana di Giovera del Montello. È mancata all'affetto dei suoi cari improvvisamente Elena, precipitata per oltre 50 metri mentre percorreva il sentiero San Gaetano nel bosco delle Penne Mozze, in mezzo a quella natura, ricorda Don Dionisio, che tanto amava. E come diciamo noi, il destino l'ha rapita. Non ce l'ha fatta Elena, quella caduta le è stata fatale. A piangerla oggi sono a centinaia. Oltre alle amate figlie, Chiara e Fernanda, anche diverse comunità rappresentate dai loro sindaci. Riese, Loria, Volpago, Resana, Vedelago. Quest'ultimo comune in cui Elena da 2 anni aveva il ruolo di vice segretario generale e responsabile dell'anagrafe. Molti di voi conoscevano la dottoressa Agostoni, una donna professionale, riservata, puntuale e tanto dedita al suo lavoro. Ma per me Chiara era la mamma che ci faceva sempre il tè quando eravamo giù, la mamma che ci portava a vedere i mattoni al cinema Edra, a cui ci eravamo anche tanto appassionate. È Fernanda a trovare il coraggio di raccontare la mamma. Io mi ricordo di quando ero piccola e la trovavo in cucina tarda notte a cucire i vestiti per il saggio di pattinaggio di me e Chiara. Una donna forte, felice, suonava il pianoforte, amava il giardino, la sua casa era il rifugio degli affetti. Un amore che supera i confini del cielo e della terra, quello di Elena per le figlie, racconta un'amica. Chiara Fernanda, la mamma faceva e avrebbe fatto di tutto per voi. Arriverà un momento, vi accorgerete che la mamma rimarrà viva attraverso di voi. Si rivolge alle figlie di Elena, la zia. Se volete trovare un po' della mamma, la potete trovare ciascuna di voi in vostra sorella. Ed è proprio Fernanda a dare l'ultimo saluto alla mamma con le parole di Fabrizio De André, cantautore che Elena tanto amava. Vorrei poter concludere con una frase di De André, che è sempre piaciuta tanto a mia mamma. E come tutte le più belle cose, questi sono un giorno come le rose.
Cambiamo decisamente argomento, ormai manca una settimana alla Dunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, che ovviamente Media Nord-Est seguirà in diretta in tutti i suoi eventi. Tra i vari settori organizzativi c'è anche quello della sanità, la task force sanitaria, vediamo com'è. Una vera e propria task force, quella attivata dall'Ulsotto in vista della Dunata, che porterà a Vicenza 4 volte tanto la popolazione che normalmente risiede in città. Un gran dispiegamento di forze che saranno coordinate tra loro. Qui siamo nella stanza che diventerà il coordinamento medico di quella che sarà l'attività del 118. Nella stanza a fianco la centrale operativa, pronta a gestire tutte le ambulanze che ruoteranno in funzione delle esigenze della popolazione. Oltre a questo noi avremo dislocati dei posti medici avanzati, sono delle strutture che servono più che altro alla popolazione per visite, per problemi, per poter avere una ricetta medica o una visita, controllo della pressione, e anche per situazioni di emergenza in cui dovesse capitare qualcosa. Sono forniti di tutte le attrezzature per poter gestire anche situazioni molto gravi. Su queste poi ruotano le ambulanze che andranno a prelevare i pazienti per portarli poi verso l'ospedale. Avremo un ospedale da campo che può gestire anche pazienti di livello superiore, che è gestito dall'Associazione Nazionale Alpini Squadra Sanitaria, Sanità Alpina, e poi ovviamente su tutto questo avremo delle squadre a piedi che ruoteranno per la città di Vicenza e che saranno sempre gestite dal 118. Dove compaiono le bandierine rosse saranno dislocate le squadre a piedi, ognuna delle quali sarà dotata di questa bandiera proprio per permettere la riconoscibilità da parte degli utenti. Ma non solo, tutti i posti medici avanzati, ad eccezione di quello di domenica in via Torino, saranno dotati di zone atterraggio per l'elisoccorso, un piano di mobilitazione che individua 2 macro aree, quella appunto territoriale e quella intraospedaliera. Per quanto concerne invece il potenziamento all'interno delle strutture, abbiamo potenziato soprattutto le reti tempo-dipendenti, quindi cardiologia, neuroradiologia interventistica, ma anche psichiatria, psicologia, perché spesso in queste situazioni si creano anche degli scompensi, soprattutto in alcuni giovani, o alterazioni che possono richiedere anche il loro supporto, e sono state potenziate logicamente i pronto soccorsi, terapie intensive, pronti a recepire un aumentato. Questo è supportato anche dalle aree SPOC, anche Arzignano e le altre aree supportano il centrale come azienda unica, quindi tutto il gruppo supporterà dal punto di vista sanitario questa azione. Un cortometraggio girato qui nei nostri studi a San Biagio di Callalta fa vincere un premio importante a un gruppo di studenti del liceo Da Vinci di Treviso. Vediamo allora il servizio, poi la pubblicità e di nuovo in diretta. Immagini della premiazione della pattuglia trevigiana del liceo scientifico Da Vinci ai campionati di cultura del talento che per la 15ª edizione si sono svolti a Tolfa, un comune attorno a Roma. Non una classe ma un gruppo di studenti che si sono aggiudicati il primo premio nella sezione cortometraggi. Abbiamo dovuto svolgere delle prove come un cortometraggio, uno spettacolo teatrale, una prova fotografica o anche una specie di dibattito sotto forma di quasi maturità e anche una specie di staffetta mettendoci un po' in gara noi con le nostre abilità atletiche e rispondendo contemporaneamente a dei quiz di cultura generale. Quindi tutt'altro che una passeggiata dove i nostri si sono distinti per questa produzione. Questo corto l'abbiamo intitolato L'identità perché i nostri 6 personaggi che dovevano esserci nel corto erano alla ricerca di una nuova identità avendo perso diritti d'autore oppure il proprio autore, e quindi abbiamo deciso di far interagire questi 6 personaggi sotto forma di una specie di quiz televisivo chiamandolo L'identità. Cosa avete provato quando avete vinto? Una grandissima soddisfazione, abbiamo lavorato per 3 mesi molto duramente, trovandoci quasi ogni giorno con tutta la squadra, e però è stato ripagato il nostro sforzo. Più importante quello che avete portato a casa come prodotto o il fatto che siete stati una squadra? Soprattutto il nostro spirito di squadra, che è veramente ciò che ci ha permesso di ottenere questo bel risultato. E nel tempo delle individualità digitali la prova più importante è stata sicuramente essere squadra. Devono collaborare, devono parlare, devono litigare, devono approfondire, confrontarsi, saper cedere
ai loro convincimenti e trovare una mediazione che sia ovviamente vincente. Ma a sostenere questi ragazzi c'è stata una squadra ancora più grande. Hanno collaborato genitori, docenti, gli uffici amministrativi, abbiamo avuto il supporto importante di Antena 3 che ci ha ospitati e di Centromarca Banca che ha sostenuto lo sforzo finanziario per arrivare fino alle finali nazionali. Già, perché in questa squadra una parte l'abbiamo avuta anche noi. Ringraziare tantissimo gli studio di Antena 3 Media Nord-Est perché abbiamo provato e abbiamo chiesto e ci hanno dato la possibilità di usare il loro studio. Subito? Sì, quindi chiamate, quindi ci hanno detto sì e allora siamo andati. Esempi da parte dei ragazzi per primi della capacità di tirar fuori il meglio ogni giorno. Rieccoci in diretta, puntualissimi, sono praticamente le 13, mancano pochi secondi e come ogni venerdì torniamo ai nostri dialoghi sulla sostenibilità con Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi, in collegamento Skype oggi. Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. L'avete già intravisto, parliamo di acqua oggi, allora con noi l'ospite Andrea Crestani che è il direttore di Ambi Veneto. Buongiorno Crestani. Buongiorno a tutti. Allora, come sempre, la prima parola all'ospite. Ambi Veneto, mi corregga se sbaglio, riunisce i consorzi di bonifica del Veneto. Allora, siccome il nostro scopo qui è spiegare le cose alla gente, spieghiamo velocemente in sintesi cosa fanno i consorzi di bonifica, perché sono importantissimi. Allora, i consorzi di bonifica sono enti che gestiscono l'acqua meteorica su tutto il territorio. Gestiamo 25.000 km di canali, 400 impianti idrovori di sollevamento dell'acqua e quindi teniamo asciutto il Veneto da questo punto di vista. L'acqua viene poi immessa nei fiumi e portata al mare e facciamo la manutenzione, come vi dicevo, su 25.000 km di canali. La nostra principale attività si sviluppa sulle due facce della medaglia che è la risorsa idrica, soprattutto l'acqua meteorica, che è da una parte garantire la sicurezza idraulica su tutto il territorio del Veneto e dall'altra parte quella di fornire l'acqua irrigua alle coltivazioni, quindi a sostegno dell'attività agricola per le produzioni di qualità, peraltro di cui il Veneto è leader a livello europeo. Ecco, questa è l'attività che svolgono i consorzi di bonifica. Siamo strutturati in 10 enti a livello regionale più un consorzio di secondo livello che gestisce l'acqua irrigua e ci occupiamo appunto di questa importante risorsa che è l'acqua. Ecco, quindi dalla parte la sicurezza, dalla parte l'irrigazione. È corretto chiamarvi le sentinelle dell'acqua in Veneto? Beh certo, assieme comunque agli enti anche sovraordinati come la Regione gestiamo e teniamo sotto controllo l'acqua su oltre 1.200.000 km quadrati, quindi in realtà l'80% della nostra Regione è sotto il controllo dei consorzi di bonifica. Allora, sentinelle di un tesoro, perché Ferrazzi è giusto chiamarlo l'oro blu? Perché è davvero l'oro blu l'acqua? Beh, è una giusta definizione. D'altro canto, se noi ci pensiamo, possiamo sicuramente vivere senza l'oro, diciamo quello classico, no? Cioè l'oro giallo, quello con cui è fatto questa fede, per esempio. Certo, è prezioso, ma non è assolutamente indispensabile per la nostra vita. Possiamo vivere anche senza l'oro nero, come è stato chiamato il petrolio. E, certo, c'è bisogno di una transizione energetica, che tra l'altro va proprio fatta, però possiamo vivere senza il petrolio, ma di certo non potremo mai vivere senza l'oro blu, cioè senza l'acqua. Noi siamo fatti essenzialmente di acqua, è la stessa vita biologica che si fonda sull'acqua, ma non solamente la vita biologica, anche la vita naturale generale, ma anche la vita sociale e economica. Non ci potrebbe essere vita se non con l'acqua. Naturalmente un'acqua che ha sempre un'ambivalenza, no? Anche nei testi classici, pensi per esempio anche alla Bibbia, l'acqua è fonte di vita, ma di purificazione, ma anche fonte di devastazione. L'acqua è dove vive il Leviatano, l'acqua fa anche paura. E in effetti il giusto rapporto tra l'acqua, come viene utilizzata, come la gestiamo e via dicendo, è quintessenziale alla nostra vita individuale e alla vita sociale e economica in generale. Quindi è un tema di una straordinaria importanza.
Ecco, tanto è preziosa che si fanno anche le guerre dell'acqua e non solo tanto distante da noi. Allora, Ferrazzi, partiamo dal macro, come viene utilizzata l'acqua in Italia e nel mondo? Ma si fanno le guerre e si faranno sempre di più. L'acqua sta diventando ed è già ormai diventata l'elemento più prezioso nella competizione internazionale. Noi siamo il 70% del pianeta è coperto d'acqua, ma solamente il 3% dell'acqua generale che c'è nella Terra è acqua dolce e solamente l'1% è acqua potabile. E questo già dà la dimensione del tesoro di cui stiamo parlando. Dopodiché, come lo utilizziamo? Lo utilizziamo il 70% d'uso, diciamo, agroagricolo a livello mondiale, il 20% per uso industriale e solamente il 10% per uso civile. E lo utilizziamo male, lo utilizziamo in maniera assolutamente asimmetrica a livello mondiale e nel nostro paese ancora peggio per alcuni versi, perché il 42% del sistema idrico il sistema idrico italiano è talmente messo male che perdiamo il 42% dell'acqua in una dispersione che è una cosa gravissima, per non parlare di alcune regioni, alcuni luoghi del sud dove l'acqua fondamentalmente non c'è negli acquedotti, e pensi che quasi un italiano su 3, il 29%, secondo ultime indagini che sono state fatte, non si fida di bere l'acqua dal rubinetto. Quindi è di ogni evidenza che quando ne parliamo anche dal punto di vista proprio dell'uso civile, che è solo il 10%, come dicevo prima, dell'uso complessivo dell'acqua, ma è l'uso fondamentale per la nostra vita, nelle nostre case, è evidente che c'è un salto da fare in avanti di straordinaria importanza e c'è da investire. C'è da investire nel sistema degli acquedotti, c'è da investire nei sistemi di purificazione, di depurazione delle acque, c'è da investire a livello generale perché questo appunto è l'oro blu, è l'oro delle nostre famiglie. Allora Crestani, ripartiamo da qui. Intanto volevo chiedere qual è la situazione idrografica della nostra regione, dal vostro osservatorio, e poi, come diceva Ferrazzi, se esistono queste problematiche a livello italiano e poi magari un focus sulla regione di problematiche legate alla dispersione. Sì, allora, problematiche legate alla dispersione sicuramente ce ne sono, poi le affronteremo. Da un punto di vista, ho un ritorno che... Vediamo se riusciamo a ristabilire il ritorno, vediamo se riusciamo a toglierlo. Lo sente ancora? Penso di no. No, a posto così. Benissimo, scusate. Allora, la situazione oggi nel territorio del Veneto è una situazione che si è normalizzata rispetto a 2 annate consecutive, il 2002 e il 2023, che hanno visto molti indicatori essere in sofferenza. L'acquifero più in sofferenza sono sempre state le falde acquifere, quindi l'acquifero sotterraneo, che ha ripreso la sua normalità nei primi mesi di quest'anno. Per quanto riguarda i fiumi, ad oggi le portate si stanno ristabilizzando, ma proprio per effetto delle piogge, e fa ben sperare l'accumulo nivale, pur non essendo stratificato in maniera consolidata nei mesi di novembre e dicembre, generalmente, che la neve è quella che poi porta beneficio nei mesi primaverili. Anche le nevi di queste ultime settimane hanno portato sicuramente un apporto al sistema non indifferente e hanno contribuito in maniera molto decisa proprio al recupero delle falde acquifere sotterranee. Così come sono gli invasi montani, hanno raggiunto oramai delle percentuali di riempimento che fanno ben sperare per lo sviluppo della prossima stagione, e quindi questo è il complesso. Quindi abbiamo una situazione di rientro in una normalità. È inevitabile però che di fronte agli scenari di cambiamento climatico che ormai osserviamo è facile ritrovarsi velocemente a parlare di siccità di fronte magari ad aumenti repentini della temperatura, come abbiamo osservato nelle scorse settimane, e a periodi magari prolungati di scarsa piovosità. Questo perché gli indicatori che ci danno oramai i segnali per il futuro ci dicono che, pur
piovendo la stessa quantità mediamente durante un anno, piove in maniera diversa, ma soprattutto le temperature che continuano ad aumentare, e dobbiamo dire che negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un incremento di temperatura di 1,5 gradi ogni decennio, quindi oggi abbiamo accumulato un aumento di 1,5 gradi di temperatura ormai consolidato. Questo produce e provoca quelle ondate di calore che abbiamo assistito, che assistiamo spesso, genera energia fortissima che si accumula negli strati più alti del cielo e poi genera quei temporali che purtroppo creano danni al suolo, e l'acqua che piove molto spesso in quella maniera lì è acqua che non si riesce neanche ad utilizzare per l'agricoltura. Ecco, questa è la situazione particolare delle risorse che abbiamo oggi nel nostro territorio. Da un punto di vista delle perdite invece io faccio un'altra considerazione, perché le perdite le dobbiamo dividere, perché qua non parliamo, almeno per quello che ci occupiamo noi, di cui ci occupiamo noi, non parliamo di acqua potabile. Quindi un conto è parlare di perdite quando l'acqua è trattata, ha subito dei processi costosi, è immessa nelle reti e viene distribuita ai cittadini che pagano, in base ai metri cubi consumati, pagano una tariffa. Ecco, quella è acqua costosa e che ha necessità di non essere dispersa e di non generare perdite. E qua l'Italia ha sicuramente un gap non indifferente da recuperare rispetto anche ai dati di perdite che abbiamo a livello europeo. Quando parliamo di acqua meteorica che viene immessa nei corsi d'acqua e che viene fatta scorrere su un territorio a beneficio dell'irrigazione, è inevitabile che un canale in terra ha, proprio per effetto suo di costruzione idraulica, quello di poter infiltrare l'acqua nel sottosuolo, e l'acqua viene dispersa e viene poi recuperata dalle falde. Quindi bisogna fare attenzione, perché molto spesso quest'acqua, che viene definita anche acqua importante perché agisce primo sulla vivificazione di corsi d'acqua e secondo sulla ricarica della falda, è proprio considerata acqua che genera servizi ecosistemici. Quindi non li possiamo considerare solo perdite, ma li dobbiamo considerare anche come un virtuosismo, come un qualcosa di importante. È inevitabile che in un sistema complesso, dove la scarsità dell'acqua nei prossimi anni sarà sempre più evidente, la gestione sostenibile, la distribuzione sostenibile della risorsa per l'agricoltura diventa un elemento imprescindibile. Quindi dovremmo utilizzarne meno, però dobbiamo stare attenti, perché proviamo a immaginare, scusate se mi dilungo, proviamo a immaginare il nostro territorio dove facciamo sparire l'acqua dai corsi d'acqua superficiali e la tubassimo tutta in maniera sotterranea per portarla alle piante e all'agricoltura a goccia o comunque con un'irrigazione di precisione. Avremmo fatto sparire un ecosistema superficiale che vive attorno al reticolo idraulico minore che caratterizza molto spesso la nostra regione. Ecco, allora Ferrazzi, insomma, il tema è delicato e in equilibrio. Poi vorrei tornare di nuovo sempre da Crestani, perché ha detto insomma una cosa importante. Credo di non aver sbagliato a capire che probabilmente forse ce la caviamo con la siccità data la situazione quest'anno, ma non si sa mai, perché è tutto ovviamente molto aleatorio. E perché è molto aleatorio? Perché sempre di più l'acqua, insieme ad altri fattori, è legata ai cambiamenti climatici. È così, Ferrazzi? È così sicuramente. E innanzitutto bisogna ricordarsi che la pianura padana è di origine alluvionale, e c'è un grande bacino, diciamo, di subsidenza che è stato riempito nel corso del tempo dai sedimenti che sono stati portati a valle dai fiumi, e sedimenti che erano di fatto la demolizione nazionale delle Alpi, no? Quindi senza l'acqua noi non ci saremmo proprio, non ci sarebbero le città, non ci sarebbe tutta la pianura padana. E quindi stiamo parlando dell'elemento costitutivo, no? Dove abbiamo proprio le radici della nostra vita, le basi delle nostre case dove viviamo. Certamente c'è un elemento di fondo col cambiamento, una relazione di fondo col cambiamento climatico. Ed è ormai strutturale. Quando noi parliamo di siccità e di precipitazioni che sono di carattere addirittura tropicale, parliamo di un fatto strutturale, appunto.
se lei si ricorda, proprio un anno fa circa, in questi mesi, il governo aveva individuato la figura di un commissario nazionale per l'emergenza della siccità. Dopo poche settimane c'è stata l'esondazione che ha colpito in maniera drammatica l'Emilia-Romagna. Sono due facce della stessa medaglia, cioè sta avvenendo sempre di più che passeremo da momenti di grande siccità a momenti di fortissime precipitazioni di carattere appunto quasi tropicale, una tropicalizzazione del mare, delle zone dell'Adriatico e in generale di tutto il Mediterraneo. Questo comporta cosa? Comporta che ci deve essere tutto un nuovo approccio nei confronti della gestione dell'acqua. Piani di adattamento territoriale, per esempio, perché vede anche l'acqua che cade dal cielo con questi fenomeni straordinari, precipitazioni eccezionali. Poi è acqua che dal punto di vista, diciamo, diretto dell'uso rischia in parte di essere persa. E qui si pone tutta la questione degli invasi, si pone tutta la questione di un piano regionale idrico per la gestione intelligente dell'acqua. E poi c'è la questione dello scioglimento di ghiacciai, che è un'altra faccia della medaglia, no? Come lei sa, lo scorso anno io ho compiuto la traversata dell'arco alpino appunto per andare a verificare la situazione e abbiamo trovato una situazione drammatica. Come ho già avuto modo di dire, lo scrigno delle ghiacciai della nostra nazione, la Val d'Aosta, ha avuto una diminuzione in 20 anni di ghiacciai da 216 a 184 e il dramma è che stanno aumentando e questa diminuzione aumenta sempre di più. Tra l'altro proprio il prossimo mese partirò per un altro viaggio di cui parleremo anche nelle prossime trasmissioni, per andare a vedere proprio la situazione dell'acqua nell'arco alpino. E poi c'è un altro elemento fondamentale, perché vede, a livello mondiale 1,8 miliardi di persone dipendono dall'acqua che è fortemente contaminata. Ma quest'acqua non è solamente un'acqua che c'è in Africa, nei paesi del sud-est asiatico, Filippine e via dicendo, di cui vediamo immagini assolutamente strazianti, ma anche da noi. Perché quando parliamo dei PFAS, per esempio, dell'inquinamento dei PFAS, le Nazioni Unite, il commissario proprio per questo settore delle Nazioni Unite che è venuto in visita nella nostra regione, ha definito l'inquinamento dei PFAS, della falda acquifera e delle acque superficiali di Vicenza e Verona-Padova il più grande inquinamento ambientale d'Europa, tanto che appunto anche nel Tribunale di Vicenza è in corso un giudizio, il giudizio di primo grado, no? Un processo per avvelenamento e via dicendo. Allora stiamo parlando di questioni di straordinaria importanza e drammaticità. Pensi che la falda acquifera che è al di sotto di quelle 3 province, che è una delle più grandi falde acquifere a livello europeo, è talmente inquinata che stiamo adesso costruendo con i soldi pubblici un condotto sotterraneo che va a prendere l'acqua all'Adige per portarla lì. E questo condotto costa 70-80 milioni di soldi pubblici di tutti noi. Allora dobbiamo fare un salto di qualità, perché è di ogni evidenza che la gestione dell'acqua ha una ricaduta dal punto di vista sanitario, ambientale e naturalistico, ma anche dal punto di vista economico. Allora, Crestani è d'accordo con Ferrazzi, serve un salto di qualità e poi le chiedo, visto che l'abbiamo accennato, qual è il piano di irrigazione regionale? Sì, sicuramente c'è una forte necessità di infrastrutturare, perché l'adattamento al cambiamento climatico deve passare assolutamente per un piano infrastrutturale. Non possiamo sempre gestire le emergenze con le dichiarazioni di stato di calamità, come quello che è avvenuto in questi ultimi decenni, dove il ricorso alla dichiarazione di stato di calamità tamponava qualsiasi tipo di situazione. Ci siamo dimenticati invece di mettere in campo un piano di adattamento di infrastrutture che poteva sicuramente venire utile adesso che siamo realmente di fronte ai cambiamenti climatici. Quindi la necessità di governare meglio l'acqua che piove dal
dal cielo è necessario. Io faccio solamente una considerazione, perché molto spesso ci si domanda: ma perché in Veneto, con un'agricoltura così importante, con un'agricoltura leader a livello europeo, con produzione di altissima qualità, si trova oggi a dover scontare delle difficoltà nel momento in cui 2 mesi di mancanza di pioggia o di alte temperature la mettono in crisi? Il Veneto è una regione completamente diversa e particolare. Noi abbiamo le più grandi infrastrutture idrauliche probabilmente del paese, se non anche d'Europa, perché il nostro obiettivo nell'ultimo secolo, in modo particolare secolo e mezzo, è stato quello di portare via l'acqua dal territorio, prosciugarlo, renderlo ospitale, eliminare la malaria e renderlo abitabile. Quindi la sicurezza idraulica è stata fondamentale. Difatti, vi dicevo prima, abbiamo 400 impianti idrovori di sollevamento, ne sono censiti in Italia circa 850, quindi metà degli impianti idrovori in Italia sono all'interno della nostra regione e su una parte della nostra regione. Quindi le infrastrutture che abbiamo costruito servivano a portare via l'acqua dai territori. Oggi ci troviamo di fronte al fatto che dobbiamo investire in infrastrutture. Allora ecco che ciò che noi stiamo mettendo in campo è diversificato su più fronti. Da una parte abbiamo un accompagnamento a quello che è l'evoluzione della tecnologia in azienda agricola, quindi le aziende agricole che si stanno dotando oggi di attrezzature che vanno verso l'irrigazione di precisione, quindi irrigazione con sistemi sicuramente molto efficienti, di risparmio idrico, e questo fa sì che l'agricoltura diventi sempre più sostenibile come attività vista all'interno dell'azienda. Poi c'è tutto il sistema di distribuzione su cui i consorzi di bonifica sono impegnati in un grande piano di investimenti, finanziati una parte dai ministeri competenti, il Ministero dell'Agricoltura e delle Infrastrutture, una parte dal PNRR e altre parti dai Fondi di Sviluppo e Coesione, dall'FSC e comunque da risorse sempre di derivazione europea. Questo piano ha portato in Veneto quasi 400 milioni di investimenti negli ultimi 5 anni e ancora oggi siamo tra i primi beneficiari del piano redatto dal commissario che si citava prima, della cabina di regia nata 2 anni fa in occasione della grande siccità, e in Veneto abbiamo visto un premiare gli investimenti in irrigazione, in infrastrutture irrigue dei consorzi di bonifica. Questo frutto è anche della grande capacità progettuale che hanno i consorzi di bonifica. L'altro elemento è di fronte a piogge intense che molto spesso generano una perdita totale della risorsa, perché quando le piogge, come si diceva prima, avvengono con violenza e concentrazione in termini di ore all'interno, cioè nell'arco temporale, in realtà è acqua che difficilmente si riesce a gestire, genera danni, i terreni non riescono nemmeno a trattenerla e quindi scarsi benefici proprio anche diretti per l'agricoltura e molto spesso, ripeto, deve essere spostata e portata a mare. Faccio solo un numero. Durante gli eventi meteorici di fine mese del mese scorso, noi quindi partiamo di marzo e di aprile, abbiamo conteggiato che i volumi di acqua che sono piovuti sulla nostra regione superavano i 3 miliardi di metri cubi di acqua. 3 miliardi di metri cubi di acqua che l'abbiamo totalmente persa, nel senso che è andata totalmente a mare, oltre a creare danni e allagamenti come abbiamo visto in provincia di Vicenza. Ecco, e così poi è successo ad aprile. Quindi abbiamo la necessità di cambiare il nostro metodo di approvvigionamento della risorsa idrica attraverso proprio un accumulo di questa. Ecco che allora il piano irriguo, ma soprattutto associato a quello che è il piano invasi, che insieme con la Regione è stato approvato, ha questo obiettivo, quello di trattenere più risorsa possibile. La stima che si fa che a livello italiano ne accumuliamo 11%, in Veneto non siamo neanche al 5% di risorsa invasata, e questo ha necessità
di essere anche qua calato a terra e con finanziamenti necessari. Questo è anche molto interessante perché molti si chiedono: ha piovuto così tanto e non dovrebbero esserci problemi di siccità, ma se si è persa tutta, il fatto che abbia piovuto tanto non significa, ecco, giusto per renderlo proprio molto semplice ai nostri telespettatori, il fatto che abbia piovuto molto non significa che ci sarà acqua in caso di siccità. Allora, Ferrazzi, l'acqua che non viene trattenuta, qui c'è, l'abbiamo detto tante volte, un rapporto anche con l'antropizzazione. C'è sicuramente, con la siccità in senso stretto, perché per esempio quando ci sono precipitazioni di carattere tropicale, quindi con grandissima quantità di pioggia su terreni che hanno subito la siccità, è chiaro che quel terreno è ancora più refrattario, no? All'acqua, e quindi ancora di più viene disperso, appunto, crea danni sconvolgenti, è un terreno che non assorbe nulla e quindi in più l'acqua viene assolutamente perduta. Con l'elemento dell'antropizzazione, cioè della costruzione, diciamo, delle infrastrutture umane, c'entra tantissimo. D'altro canto, noi costruiamo il nostro territorio in maniera insensata da decenni, ma la legge sull'invarianza idraulica dei nostri territori è relativamente di poco tempo fa. C'è la legge che obbliga giustamente tutti noi, nel momento in cui facciamo un'opera che rende impermeabile 1 metro quadrato, devi trovare il modo per far sì che l'acqua che con il metro quadrato di terreno vergine avrebbe assorbito, venga assorbita in altro modo, quindi bacini di laminazione e via dicendo. Ma quando non abbiamo un territorio veneto, che è il secondo territorio veneto per consumo del suolo in Italia, che è praticamente tutto consumato, è chiaro che è difficilissimo riuscire a compensare l'impermeabilizzazione dei territori attraverso l'attività antropica con interventi di adattamento climatico. No? E quindi è chiaro che dobbiamo fare uno sforzo in più per godere dell'acqua e non subirne solamente, diciamo, il maleficio delle grandi precipitazioni. Tutto questo ovviamente poi si ricollega con la questione del dissesto idrogeologico, no? Perché vede, quello che è successo in Emilia-Romagna l'anno scorso, in particolare in Emilia, è successo per svariati motivi, alcuni diciamo anche puramente di carattere naturale, ma certamente il fatto che il sistema, diciamo, dei fiumi di quel territorio era stato profondamente rettificato, no? Fiumi che dunque non si sviluppavano più sinuosamente, naturalmente nel territorio, ma con fiumi che avevano uno spazio di manovra, chiamiamolo così per semplificare, molto più stretto, in più cementificati, molto più chiusi, in più magari tombati all'interno delle città e dunque nel momento in cui emergono fanno dei danni incredibili. In più era stata tagliata tutta la parte naturale, gli alberi, il terreno vergine e l'erba, le piante che facevano come da spugne nel momento in cui c'è più acqua, e poi quest'acqua verrebbe restituita nei momenti di siccità. No, abbiamo costruito case, abbiamo costruito infrastrutture e quindi danno su danno. È chiaro dunque che dobbiamo rivedere totalmente la politica di gestione del territorio, capendo peraltro che il rapporto nel nostro paese tra danni che subiamo dal disastro idrogeologico e investimento che facciamo è da 10-1, cioè investiamo 1 per politiche, diciamo, di precauzione nei confronti di quello che può avvenire, ma siccome investiamo poco e male e li spendiamo tardivamente male, poi dobbiamo mettere 10 volte il costo di quello che abbiamo investito per fare i tacconi per quello che è possibile. Basta pensare all'Emilia Romagna, alla Toscana di qualche mese fa. Tra l'altro in un contesto, per quello di cui parlavamo prima, cioè il cambiamento climatico, che fa sì che il pericolo di esondazione è un pericolo ormai che riguarda tutti. Abbiamo visto anche in queste ultime giornate, no? In Cina, quasi 50 morti perché è crollata un'autostrada, in paesi del centro Africa, in Kazakistan, nella penisola arabica, che ha colpito anche le grandi capitali del mondo 2 settimane fa, quello che è successo in Brasile, che ha colpito nostri connazionali e ex connazionali, no? Nella zona dove sono concentrati. Cioè, questo è un fatto ormai strutturale e dobbiamo essere soprattutto attenti noi, perché tra i 27 paesi dell'Unione Europea l'Italia è quello che ha di gran lunga i maggiori danni di carattere idrogeografico, cioè idrogeologico. Pensi che siamo all'80% e sono 6,8 milioni già oggi
in presenza di eventi che non sono ancora cataclismatici, quelli a rischio alluvione. Quindi queste sono le questioni di cui dobbiamo parlare, queste sono le questioni sulle quali bisogna intervenire, queste sono le questioni che sono da porre a livello di Unione Europea, a livello di legislazione nazionale e anche naturalmente a livello amministrativo regionale degli enti locali. Crestani, l'ultima battuta per lei, perché siamo quasi in chiusura. C'è un altro termine che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, il cuneo salino. La situazione del momento qual è? Beh, è logico che il cuneo salino, che è praticamente la risalita dell'acqua salata lungo i corsi d'acqua e lungo le falde, per effetto della poca pressione che si genera quando manca la risorsa che da valle scende verso il mare, il cuneo salino ad oggi è sotto controllo, perché, come dicevo, le precipitazioni di questi ultimi mesi, inizio anno, hanno sicuramente tenuto sotto controllo la situazione. Il problema è che il problema si evidenzia sempre in estate, quando dai fiumi si inizia a prendere acqua per l'irrigazione, quando le piogge magari scarseggiano e quindi le portate che vanno a mare da parte, i deflussi che vanno a mare sui fiumi calano. È inevitabile che di fronte a questa problematica ci stiamo ponendo, come vi dicevo prima, anche qua con un grande piano di infrastrutture che peraltro sono già molto avviate, attraverso la difesa, che è una difesa con le barriere antisale, così chiamate, che sono infrastrutture mobili che vengono messe all'interno del fiume, che si realizzeranno all'interno dell'alveo del fiume, che hanno lo scopo di impedire il mescolamento dell'acqua salata con l'acqua dolce. In realtà funzionano come delle barriere, sono dei piccoli mose, si alzano nel momento in cui l'acqua del mare ha più pressione, quindi cerca di risalire il corso del fiume, e queste barriere impediscono appunto la risalita del cuneo salino attraverso i fiumi. È in corso di finale di progettazione esecutiva sull'Adige, per sostituire la barriera vecchia che non ha più una funzionalità così efficiente, e stiamo progettando addirittura una nuova barriera che avrà priorità di finanziamento sul piano nazionale sul Po di Pila. Quindi grandi infrastrutture che serviranno proprio a difendere non solo il fiume ma anche il territorio dall'intrusione del cuneo salino. Grazie ad Andrea Crestani per essere stato con noi. Insomma, abbiamo capito che ci vogliono investimenti, bisogna ripensare al futuro, bisogna anche però gestire con una certa sostenibilità il bene più prezioso che abbiamo, anche l'acqua, e ripensare davvero tutto il nostro territorio. Grazie a Andrea Ferrazzi per essere stato con noi, ci rivediamo ovviamente venerdì prossimo. Grazie. E grazie a Andrea Crestani. Io vi lascio, a proposito di clima, al meteo, poi c'è il documentario I grandi che fecero la storia. Alla fine del documentario un film bellissimo che si chiama Lo scafandro e la farfalla di Julian Schnabel, che ha vinto nel 2007 la Palma d'Oro a Cannes per la miglior regia, una storia drammatica e vera di Jean-Dominique Bauby, che era un giornalista francese che fu colpito da un malore e da quella che i medici definiscono la sindrome locked-in. Sostanzialmente era completamente paralizzato, aveva solo una palpebra per poter dialogare, che muoveva soltanto una palpebra, e con quella palpebra è riuscito a reinventarsi una vita, addirittura a scrivere un libro, un film straordinario. Subito dopo il meteo e il documentario Lo scafandro e la farfalla. Arrivederci. Salvadori Agricoltura, piante, giardino, animali, orto, casa. Ci trovi a Lancenigo di Villorba, a pochi metri dall'uscita Treviso Nord. Bentrovati al meteo. La perturbazione scivola progressivamente verso i Balcani. Venerdì 3 maggio, tuttavia, il tempo sarà ancora instabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto avremo molte nubi con precipitazioni dapprima sparse, poi via via più diffuse un po' ovunque. Fenomeni intermittenti nel corso della giornata. Neve sui 1500-1800 metri sulle Dolomiti, dai 1800-2100 metri sulle Prealpi. Temperature stazionarie, minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 18 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto, avremo piogge ovunque, in genere deboli, localmente moderate. Quota neve tra 1600 e 1800 metri. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi, come ci indica la grafica. Temperature minime sui 9-10 gradi, massime sui 17-18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Salvadori Agricoltura. Scopri il negozio completamente rinnovato. Da 70 anni ogni cliente è parte della famiglia.